Vi proponiamo adesso la storia di un cardiochirurgo nepalese che si è specializzato all'Università di Padova per poi tornare nel proprio paese. Lì con la sua organizzazione aiuta i bambini delle province più lontane e visita loro il cuore. La sanità, sostiene, ha ancora molto da migliorare. Matteo Mokorovicic. Il dottor Anil Bhattarai è cardiochirurgo e lavora all'ospedale universitario Manmohan di Kathmandu. Ha studiato medicina in Russia, ma si è specializzato in Italia tra il 2009 e il 2013. Un anno a Bergamo, i restanti 4 nell'Ateneo di Padova, allievo del professor Giovanni Stellin. Alla fine ha deciso di tornare nel suo paese perché i bambini hanno bisogno di lui lì più che in qualsiasi altra parte del mondo. Così ha fondato Save the Heart, un'organizzazione benefica che si occupa proprio di visitare il cuore dei più piccoli nelle parti più remote del Nepal. Da 5 anni hanno attivato 39 campi e nei casi più urgenti trasportano i pazienti a Kathmandu per operarli. La sanità in Nepal sta vivendo una profonda ristrutturazione, dice. Il nuovo governo ha stabilito 3 livelli di competenza tra Stato, regioni e città nelle 7 regioni. Il sistema sanitario c'è in tutte le 3 livelli, però manca tantissimo ancora. Importante per ora quello che può fare il Paese, almeno in ogni regione, fare un grande ospedale con tutte le facilità. È la stessa necessità che sente anche Smita Prun, infermiera. L'Italia la conosce anche lei perché a Verona le hanno salvato la vita, operandola per un problema ginecologico. I bambini sono i più fragili e a loro va data la massima attenzione. Vengono tanti che hanno problemi di polmonite, poi qualche volta da villaggio lontano vengono chi ha di carenza di proteine. Ma ci sono problemi perché in ospedale governamento ci sono tanta gente, no? Così tu devi aspettare lungo, se tu vai in privato tu devi pagare tanto.